Lazio di nuovo in finale per il tricolore, contro chi lo sapremo tra poco al termine della sfida tra Audace Verona e Cagliari. Amici del futsal, bentornati al Pala Rinaldi di Anzio da parte di Silvia Venditti. Sempre qui nel pomeriggio scatterà anche la Final Four di Serie B, ma ora Under 19 femminile. Sono entrate in campo le squadre, andiamo a vedere subito le formazioni partendo dal Cagliari di Moreno Giorgi con il numero 2 Federica Tronci, poi Rachele Cicero con il 3 Martina Porceddu, Martina Erriu, Svevo Ru, Chiara Dessì, Giulia Talloru, Alice Virdis, Cristina Carbonitonga, Chloe Canu. Dall'altra parte invece l'Audace Verona di Arianna Pomposelli, 2 Veronica Persiano, 3 Chiara Persiano, Eleonora Zandonà, Sara Monti, Nicole Perina, Giulia De Luca, Asia Boschetto, Camilla Zini, Linda Fasani, Federica Ficeto, Lucia Zardini e Alessia De Luca. Gli arbitri dell'incontro sono Salvatore Cucuzzella di Ragusa, Roberto Di Fonso di Bra, al crono c'è Lorenzo Saiu di Roma 1. Nella semifinale vista qui in precedenza la vittoria quindi delle biancocelesti di Daniele Chilelli, che possono difendere il tricolore e continuano a farlo. Hanno battuto la Osta 9-5 il risultato. Nella prima giornata la formazione di Tiago Calli aveva superato la Roma di misura 2-1, poi appunto il successo delle biancocelesti per 4-2 sull'Ocasa Falconara. L'Audace Verona di Pomposelli ha superato invece l'ostacolo Bitonto, 6-3 il risultato definitivo, mentre il Cagliari nell'ultimo quarto disputato ieri era andato forza 9 contro il Saint-Pierre. Oggi le semifinali anche per quanto riguarda appunto la Final Four della categoria cadetta. Più tardi vedremo Pomposelli, che adesso è nelle vesti di allenatrice, come giocatrice dell'Infinity, che sfiderà il Pero. A seguire anche la gara tra Top 5 e Real Grisignano. Foto di rito, c'è un ultimo passo da segnare per la categoria regina del futsal femminile. Hanno già festeggiato la promozione Levante Caprarica e Uomo a Napoli. La terza promossa verrà fuori dalla Final Four, ma adesso è tempo di conoscere il nome della seconda finalista che affronterà la Lazio. L'anno scorso il trionfo delle biancocelesti con la rete di un'aquilotta ad hoc, Irene Pantano, a piegare il Bitonto in extremis al 17° del secondo tempo. E adesso la possibilità di bissare il successo, quinta finale consecutiva raggiunta delle Aquilotte. Intanto schierate le squadre in campo, il primo tocco sarà dell'Audace Verona, Ficeto, Zandonà, Persiano, Boschetto e Zardini tra i pali. Fischietto in bocca, si parte in questo momento all'indietro Boschetto, ci sono Tronci, Orru, Virdis, Dessì e Tonga invece in campo per la squadra di Moreno Giorgi. In azione Virdis al centro per Orru, il pallone che arriva dalle parti di Dessì, attaccata da Boschetto, il rimpallo favorisce l'Audace Verona. Quindi Persiano, fascia di capitano sul braccio per la 2006 con il numero 3 sulle spalle, non riesce a controllare Ficeto. Virdis alla rimessa tra le convocate della Futsal Future Cup che si terrà a fine giugno. Avanza Carboni Tonga, come abbiamo visto più volte fare nella gara di ieri. La conclusione con il destro che non finisce lontana dal bersaglio, era comunque sulla traiettoria Lucia Zardini. Boschetto taglia Persiano, rimane lì Zandonà, pallone intercettato, Dessì con il mancino sfiora la traversa, pallone che si impenna. C'è comunque il calcio d'angolo per la squadra isolana, la toccata a Zardini, anche vice capitano insieme a Verdù della prima squadra. Orru all'indietro per Virdis, cerca spazio per liberare il destro, trova appoggio su Tronci, all'indietro intercetta Ficeto che può ripartire, lo fa con calma appoggiandosi su Persiano. Zandonà di prima in avanti, male con il sinistro. Primo minuto di gioco, in attesa la Lazio, 40 minuti più eventuali rigori in caso di parità per decidere il nome dell'altra finalista. Va via in bello stile Virdis, fermata però in seconda battuta da Persiano che innesca il movimento di Zandonà, rientra sul mancino, lo carica, la conclusione Tonga con l'aiuto del palo. Bellissima l'azione di Zandonà
che ha evitato la diretta marcatrice e poi è andata a calciare con il sinistro, indirizzato benissimo. Un'occasione per parte, prima la traversa sfiorata dal Cagliari, adesso il palo colpito con l'intervento di Tonga dopo la conclusione di Zandonà. Persiano all'indietro da Boschetto che riceve male il controllo. Si avvicina a Dessì sul punto di battuta. Fasciatura sul polso per lei, Carboni Tonga, solita avanzata. Indietreggia la Dace Verona. Carboni Tonga con calma carica il destro, una finta, poi Dessì sul primo palo. Forse uno schema con Tronci, finisce comunque largo il passaggio di Chiara Dessì. Al suo secondo anno, abbiamo detto, nel futsal, ha già perfettamente integrata in tutti i meccanismi di Moreno Giorgi. Ficeto, attaccata da Orru, deve liberarsi del pallone, l'ultimo tocco è proprio della numero 11 rossonera, che non è d'accordo. Sinceramente avevo visto anch'io un ultimo tocco da parte di Orru. Comunque la rimessa assegnata al Cagliari con la conclusione di Virdis. L'ha vista all'ultimo secondo Zardini con un riflesso, riesce ad evitare il gol. Ancora Virdis per il calcio d'angolo. C'è Tronci al limite, entra adesso in area di rigore. Virdis all'indietro, pallone alzato per Dessì, attaccata da Boschetto che gli strappa il pallone, poi in avanti per Ficeto che rincorre la sfera, la tocca nel servizio da Orru per Tronci, poi Zandonà in dribbling su Virdis che le ha però sbarrato la strada. Virdis, Dessì, controllo con il mancino, scarico ancora per Virdis, torna in diagonale Ficeto, non c'è bisogno, c'è prima l'intervento da parte di Zandonà. Ancora Virdis sulla linea di metacampo per Carboni Tonga, soluzione studiata questa sicuramente della squadra di Pomposelli. Dessì intercetta bene Persiano, può ripartire Ficeto, è tornata tra i pali Tonga. Conclusione da rivedere da parte di Ficeto che ha affrettato la conclusione. Virdis supera ancora Zandonà, torna verso il centro, c'è stato intanto il contatto con Persiano sulla corsa, la chiusura di Dessì, il rimpallo su Zandonà. Orru allarga con l'esterno per Tronci, servita sulla parallela, ancora Orru, la conclusione a fil di palo sotto le gambe di Chiara Persiano e alla destra rispetto alla porta difesa da Zardini, ma di pochi centimetri davvero. Zardini è rimesso in gioco per Ficeto, ex Irpinia e Lazio. Il rimpallo su Virdis, pallone tra le braccia di Zardini della parte opposta, ora tra quelle di Carboni Tonga. Riparte velocemente Tronci, quell'esterno ancora per Dessì, va a sfidare Boschetto, saltata, chiusura di Chiara Persiano. Anche la sorella Veronica Persiano gioca con la maglia della Dace Verona. Dessì per Orru in area di rigore, deve girarsi, attaccata da Persiano e Boschetto che riescono ad ingabbiarla. La rimessa però è ancora del Cagliari, 16:53 da giocare. Dessì alza il pallone con il mancino, con la testa Ficeto, quasi buono per Orru che prova a calciare al volo, non trova l'impatto con la sfera. Zardini già in avanti, Virdis si guarda alle spalle, non c'è nessuno che la rincorre. Carboni Tonga per Dessì, a sinistra si è allargata Virdis, scelta a destra Orru, la conclusione. Poi Boschetto che allontana tra i piedi di Virdis. Dessì prova il mancino, Zardini efficace nella chiusura in calcio d'angolo. Insiste ancora il Cagliari con il piede sull'acceleratore. Dessì, corner. Si avvicina Orru, il destro in mezzo, intercetta ancora Boschetto, riparte Ficeto, prova a saltare Virdis che si ritrova lì il pallone, ancora Virdis, doppia solata, mancino, Persiano in chiusura, direttamente sulla panchina della Dace Verona. Alza la testa Virdis, Carboni Tonga, avanza oltre la metà campo avversaria
l'affronta Ficeto, pallone per Virdis che evita l'intervento di Zandonà. Orru smista a destra da Dessì, ancora per Virdis contro Ficeto, le finte di Virdis che si accentra, ora nasconde il pallone, rimane in possesso la numero 11, sale Zandonà sull'out di sinistra, salta tutti, ancora Orru in mezzo, pallone buono per Tronci, la conclusione, interviene Zardini, poi Ficeto e alla fine l'ultimo tocco è di Tronci, partita molto molto viva. Buona prima parte per il Cagliari, sta subendo un po' di più la Dacia Verona, che ha trovato comunque una buona conclusione con Zandonà. Zardini, Zandonà servita, lei ad impostare, riceve De Luca, spalla alla porta, scarica ancora per Ficeto, ancora in avanti il servizio per Giulia De Luca, l'altra De Luca del roster è Alessia De Luca che ha giocato ieri tra i pali. Gemelle classe 2008, c'è una coppia di gemelle anche in Serie A per l'Audace, le gemelle Barban, entrambe convocate in nazionale nell'ultimo raduno di maggio organizzato dal CT Francesca Salvatore e staff. Destinazione sulla destra, chiusa da Persiano, riparte Ficeto, è tornata Orru e l'ultimo tocco è di Ficeto che anche questa volta non è d'accordo. Quasi 5 minuti trascorsi, sempre 0-0. Dessì per Virdis, molto larga sulla sinistra, occhio perché da lì sta saltando sempre Zandonà, riesce a mettere in mezzo, si gira Tronci, il gol del Cagliari, vantaggio al quinto minuto con la numero 2. Cagliari 1, Audace Verona 0. Aveva segnato anche ieri nella gara contro il Saint-Pierre. 1-0, quindi con il punteggio che si è sbloccato dopo 5 minuti di gioco, stava facendo effettivamente qualcosa di più il Cagliari. Ficeto, Dessì, scontro regolare con Ficeto, Zandonà sulla stessa corsia per De Luca che deve girarsi a Orru addosso, alla meglio la numero 6 che poi non riesce però a ricostruire. Rimessa ancora per la Dacia Verona, si avvicina Persiano che va a tagliare Zandonà col suo mancino, verticalizzazione per Persiano che si è mossa bene, riesce lo scambio con Zandonà, ancora per Persiano, è intercettato però Tronci, tanto lamentele da parte di Zandonà verso Salvatore Cucuzzella. Dessì, Orru ancora per Dessì, sale Ficeto, interviene Persiano direttamente sugli spalti del Pala Rinaldi, chiama lo schema Moreno Giorgi, pallone per Dessì, lì vicino c'è soltanto Orru, in area Tronci e Virdis, va Orru al centro per Dessì, occhio al suo mancino, De Luca, poi Zandonà protegge la sfera dall'intervento di Virdis che ora lascia la marcatura a Tronci, poi Orru che chiude in fallo laterale. C'è anche la Lazio sugli spalti, vuole assistere alla sfida, prova il sombrero Virdis, riesce poi quella punta, interviene però bene Zardini, Ficeto con l'esterno per Chiara Persiano che ha un po' di metri, può salire, taglia Ficeto, verticalizzazione letta bene da Orru, Virdis sulla sinistra, il suo spazio, prova il dribbling su Persiano che torna bene però sulla numero 11, ancora Persiano verso il centro, troppo arretrato per il movimento di Ficeto. Ingresso in campo per Linda Fasani, ex Virtus Soccer e intrepida San Michele. Zandonà su Virdis in maniera regolare, poi Dessì sul servizio di Carboni Tonga in avanti, troppo largo il mancino. Ingresso in campo anche per Porceddu, maglia numero 7, ieri indossava la 4. Persiano, Zandonà, prova a saltare Virdis, servizio in mezzo, suggerimento quasi buono per Fasani.
Orru con il mancino, torna Porceddu, riesce a toccare all'indietro per Dessì. Pallone allargato ancora per Virdis contro Zandonà che ha la meglio nel rimpallo, ma il possesso torna ancora al Cagliari. Dessì con la punta, male per Virdis. Zandonà che riceve dalle mani di Pomposelli. Anche in Coppa Italia, doppia veste, allenatrice e poi giocatrice, così come sarà nella giornata di oggi. Più tardi la sfida con il Pero. Lei che in forza all'Infinity, prima stagione in Serie B con tantissime reti, 26 per la precisione. Taglio di Dessì, la vista Virdi, si riesce ad agganciare, poi la chiusura di Fasani, rimane in attacco il Cagliari. Dessì, tocco con la suola per Orru, la conclusione sul secondo palo dove era ben appostata Porceddu, che non riesce però nella deviazione. Zardini nel triplete 23-24, Zardini ha vinto 2 volte il titolo di MVP in finale. Carboni Tonga del Madagascar. Dessì cerca il taglio di Orru che arriva con un attimo di ritardo, poi il tocco di Persiano che riesce a riguadagnare il possesso per la Dace Verona. Sale Fasani, lascia la sfera a Persiano, sale anche Zardini sull'intesta del Liceo Classico, intercetta Virdis, prova a calciare, trova però una maglia avversaria. Zandonà, mancino per Fasani che alza il pallone, prova a mettere giù De Luca, era davvero complicato. Torna allora in posizione la numero 7, a suo fianco anche Fasani e Zandonà che occupano le fasce. Dessì per Orru, cresciuta nella scuola calcio Gigi Riva, così come Virdis che ora se n'è andata con un sombrero. Zandonà, il tocco con il petto, si allunga il pallone sul mancino, il suo piede è uscita. Carboni Tonga. Trascorsi quasi 9 minuti, sempre 1-0 per il Cagliari con la rete di Tronci. Fasani sistema con cura la sfera, poi lasciata. Zandonà, mancino sul secondo palo, tocca Orru. Rischioso questo intervento, concede il calcio d'angolo alla Dace Verona. Occhiata di Zandonà in panchina, stanno per rientrare Ficeto e Boschetto, le indicazioni di Arianna Pomposelli, che è stata anche giocatrice della Dace Verona dal 2021 in poi, fino al cambio in estate. Pallone in mezzo, Fasani pareggia 1-1. Dopo 9 minuti cambia ancora il risultato dal calcio d'angolo di Zandonà alla rete di Fasani. Aggiorniamo quindi il tabellino e c'è subito il time out chiamato da Moreno Giorgi. 1 minuto di break anche per noi. Cambi effettuati dentro di nuovo Ficeto e Boschetto. Uno a uno poco fa, Dessì sistema il pallone
Battuta all'indietro per Virdis, sale subito Carboni Tonga. In avanti per Dessì, deve proteggere il pallone dall'attacco di Boschetto. All'indietro Virdis, di prima ancora Boschetto, prima di Orru, poi Persiano, prova a mettere ordine. Ficeto si è allargata a Zandonà, deve rientrare per andare sul pallone. Ficeto insegue, Tronci il destro, Zardini in calcio d'angolo. Torna in posizione difensiva Zandonà, prima linea con Ficeto, in mezzo c'è Persiano, a controllare Tronci pensa invece Boschetto. Arriva Orru, all'indietro da Virdis, sposta il pallone sul mancino, conclude invece con la punta del destro, pallone ribattuto, Orru con il mancino, esterno della rete per lei. Torna a fare il centrale difensivo, la numero 6, scende anche Tronci perché c'è stato il taglio di Persiano. Ficeto imposta appoggiandosi su Zandonà, tocca Virdis con la schiena, rimessa ancora per la Dace Verona con Asia Boschetto che ha bagnato il suo esordio in Serie A con una bellissima prestazione. Zandonà sulla corsia di destra, esce Carboni Tonga, esordio che è stato contro l'Altamura, per lei ex Dream Fight 2 Ville. Gioco di gambe da parte di Dessì, tocca il pallone Ficeto, all'indietro Zandonà contro Virdis, prova a saltarla, ci riesce la numero 4, mette in mezzo con il destro, Carboni Tonga si distende, esce prima di Chiara Persiano che si era avventata sul pallone, rimessa ancora per il Cagliari. Dessì. Virdis al centro per Orru che ha spazio, Boschetto respinge, Ficeto attaccata ancora da Orru che corre in ogni zona del campo, adesso è tornata a ricoprire il ruolo di centrale difensivo. Zardini con i piedi, anche per lei esordio in Serie A l'anno scorso. Boschetto prova a girarsi Ficeto, addosso Orru, rimessa ancora per la Dace Verona in zona d'attacco. Si muove Persiano, si avvicina Ficeto, pallone sul secondo palo, Persiano si divora un gol già fatto, mani sul volto per la numero 3, grossa chance sprecata. Carboni Tonga. Orru dopo il pericolo corso da Virdis, attaccata come sempre da Zandonà che riesce a chiuderla questa volta in fallo laterale. Dessì controllata da Ficeto, gioco allargato ancora per Virdis, subito la pressione di Zandonà, verticalizzazione, legge tutto Persiano, si gira Ficeto con calma, all'indietro ancora da Persiano. Boschetto a sinistra si deve impegnare per mantenere in campo il pallone, servizio orizzontale ancora per Ficeto, verticalizzazione, Orru in anticipo su Boschetto, in qualche modo all'indietro, Zandonà attaccata da Virdis, perde il pallone, ancora Virdis, pallone con il destro, in fondo all'angolino, il 2-1 del Cagliari, azione straripante di Alice Virdis. Altro sorpasso del Cagliari, minuto 10:30 sul tabellino. Alice Virdis, time out di Arianna Pomposelli. Utilizzati entrambi i time out del primo tempo, 2-1 con Virdis
È tornato in vantaggio il Cagliari. Ficeto, Zandonà, Persiano in avanti, prova a saltare Dessì, non c'è bisogno, il pallone ancora del Cagliari con Carboni Tonga. Virdis scambia con Orru, pallone restituito, Dessì a destra, guadagna un paio di metri al centro, Orru completamente dimenticata dalla difesa, Zardini smanaccia, poi allontana Boschetto, rimessa ancora del Cagliari. Orru, Virdis, si stacca Dessì, Ficeto contro Virdis, arriva anche Zandonà, chiusa al numero 11, tocca a Ficeto che insegue il pallone, Dessì in anticipo, il pallone è buono ora per Tronci che mette giù, va col mancino, Persiano, Boschetto, rimpallo, Orru, mancino, scavetto, gol, 3-1 del Cagliari, più 2 con Sveva Orru. Dopo la rete di Virdis, la gemella del gol, Orru che l'ha immediatamente imitata. Insieme in Fisher Cup, insieme in nazionale, stessa scuola, anche stessa scuola calcio, quella di Gigi Riva, e poi l'arrivo nel futsal nello stesso anno, 2023-24, e tanti altri parallelismi. Dessì sistema il pallone, la conclusione con il tacco persiano, Zardini fa sua la sfera, sceglie di partire da Zandonà, si è mossa sulla stessa corsia Ficeto, attaccata ora da Orru, il problema di girarsi con il mancino, poi esterna all'indietro per Persiano, Fasani che ha segnato il gol del momentaneo 1-1, allarga bene per Ficeto di prima, tocca con la testa Orru. Era uscita bene Zardini, ma con intelligenza Orru ha alzato la sfera per il più 2 del Cagliari. Persiano in avanti, Orru attaccata da Ficeto, voleva un fallo il Cagliari, si continua a giocare, Persiano per Fasani, ancora Persiano in avanti per la corsa di Fasani e in anticipo netto però Dessì che riceve gli applausi di Moreno Giorgi, già confermato sulla panchina del Cagliari sia di Serie A che Under 19, ottimi risultati in entrambi i campi per il tecnico che ha iniziato la sua carriera nel futsal femminile con il Città di Ceprano, dalla Serie D alla Elite. Ha vinto 4 campionati in 7 stagioni. Zandonà, la sterzata, rientra anche su Tronci, si fa vedere Ficeto, riceve Tonga, si distende in tuffo. Ottima risposta della numero 21 del Cagliari, Fasani. Alza il pallone, Virdis al tempo di controllare con il ginocchio, poi Zandonà all'indietro, Persiano attaccata da Orru, sceglie Fasani, scambio con Ficeto che va a destra da Zandonà, ha alzato la testa la numero 4, Persiano, imposta con calma, si fa vedere Ficeto che scende per ricevere, dalla parte opposta c'è Fasani, lo stop, il controllo, si accentra, ancora la numero 10, chiede il pallone Persiano, lo riceve Zardini, avanza, indietreggia invece il Cagliari, larga Persiano, al centro Ficeto che scarica sul Persiano, Zandonà, il tacco a servire Persiano, copertura di Carboni Tonga. Dessì, meno di 7 minuti ancora da giocare prima dell'intervallo, fa davvero molto caldo qui al Pala Rinaldi di Anzio. La Lazio che attende sugli spalti il nome della prossima finalista. Persiano in anticipo su Orru, ancora Persiano servita da Fasani che va in sovrapposizione. Persiano verso i 10 metri, all'indietro Ficeto, Zandonà. Brutti ricordi per lei contro il Cagliari nella Final Four dello scorso anno a Mola di Bari. Si è rotta infatti il crociato, giornata nera anche per la Doce Verona che era campione in carica. Ed è uscita invece con un risultato netto a favore del Cagliari. Ancora Virdis in azione, Zandonà va a chiudere, è rientrata a dicembre dopo l'operazione del crociato. Dessì alza il pallone Zardini, non può tenerlo in campo Fasani.
6 minuti all'intervallo, in attacco il Cagliari che è a +2. Orru, autrice del terzo gol, tripletta per lei ieri, tripletta anche per Virdis, poi doppietta di Cicero e un gol per Tronci che ha segnato anche oggi. Eccola Cicero pronta sull'area tecnica del cambio al posto di Tronci, classe 2012, 14 anni compiuti il 23 aprile. Carboni Tonga in spaccata, Zardini, la porta è vuota, deve rientrare Tonga, intanto Persiano in avanti che ha provato a sorprenderla, già in posizione Cristina Carboni Tonga, che ha difeso anche i pali in Serie A insieme a Giulia Ricottini. Virdis in orizzontale da Dessì, va in chiusura Fasani, accanto a lei anche Ficeto. Virdis contro Ficeto, Dessì di nuovo, avanza dopo la solata con il mancino, va a trovare Cicero sull'out di sinistra, intervento difensivo della Dace Verona. Le spiegazioni di Zandonà a Pomposelli, richiamata in campo la numero 7 Giulia De Luca, ex Hellas Verona e Valpolicella. Dessì ancora da Virdis, Dessì, Virdis di nuovo in mezzo per Orru che mette giù, va col destro all'incrocio, un gol splendido da parte di Orru, doppietta personale, pallone incastonato sotto il 7 con il piattone, davvero da rivedere e rivedere. A 5 dalla fine del primo tempo, Cagliari 4, Dace Verona 1. Bello, bellissimo il poker del Cagliari con Orru. Fasani la risposta e Carboni Tonga che si distende ancora una volta in tuffo. Dessì con la massima calma ha messo giù, sveva Orru, poi ha preso la mira e non c'è stato nulla da fare per Zardini. Persiano, anticipo buono su Cicero, poi De Luca con un po' troppa fretta, respinge Dessì, arriva il pallone a Fasani, rimpallo che favorisce però il Cagliari. Deve allacciarsi gli scarpini Alice Virdis. MVP della Futsal Future Cup 2024. Per lei i primi minuti da titolare con la nazionale azzurra contro l'Ungheria nella doppia amichevole vinta dalla nazionale di Francesca Salvatore e disputata a Budapest. Il primo raduno era stato a Policoro, era una sorta di appuntamento sperimentale under 25, una prima parte dedicata ai più piccoli e poi le solite note della nazionale maggiore, ma a Virdis è stato chiesto di restare fino alla fine. Dessì, Virdis, il controllo, rimette in mezzo ancora per Dessì, Zandonà che lotta con Dessì, esce bene dalla pressione di Cicero, è tornata anche Dessì, poi con calma Alice Virdis, c'è De Luca che la prende in consegna. Virdis, Orru, il capitano, salta Fasani, Persiano in fallo laterale. Accanto a noi anche Simona Resu, alla quale facciamo gli auguri di compleanno, che sta seguendo la prima squadra del Cagliari. Qualche gradino più giù c'è invece Greta Maretti, anche lei tra le azzurre di Salvatore. Dessì con il mancino, va fuori però il pallone. Cambio tra Zandonà e Ficeto. Zardini proprio per Ficeto, Persiano in avanti, De Luca riesce ad evitare l'intervento di Orru che arriva con un tocco irregolare. Si era lamentata Pomposelli, l'arbitro è andato a richiamarla dicendo fischiato. Pomposelli ammonita ieri così come Giorgi sull'altra panchina. Boschetto pronta a rientrare. 4-1 il parziale.
conta i passi Persiano, molto distante dalla porta, lì vicino c'è anche Ficeto, sui pali Fasani e De Luca, sistema la barriera Carboni Tonga. La rincorsa di Ficeto che lascia Persiano, esce Fasani, non riesce però a controllare al limite dell'area di rigore. Richiama tutte in difesa Arianna Pomposelli. Orru per Dessì, ancora Orru. Dialogo con Dessì che allarga poi il gioco per Alice Virdis, subito testa alta. Fa passare il pallone tra Fasani e Ficeto. Orru di prima all'indietro. In azione la solita Virdis, rientra su De Luca, sceglie ancora Dessì, sale un po' Fasani, rimane lì il Cagliari, dialogo tra Virdis e Dessì. Rinuncia al dribbling Virdis, va ancora da Dessì, ora in verticale per Orru che prova ad accentrarsi, interviene bene De Luca. Fasani alza la sfera per De Luca, all'indietro Virdis, Carboni Tonga, imposta con il piattone, Virdis ha tagliato sulla destra Dessì, la vista Virdis, non c'era però spazio per servirla, si passa prima da Orru. Virdis salta nettamente Ficeto, arriva Persiano, chiede un tocco di mano, la Dace Verona si lamenta Pomposelli. Ficeto in azione, la chiusura di Orru, il pallone è uscito, rimessa ancora per la Dace Verona. Ficeto, Fasani, da De Luca con il fisico Orru, recupera e serve all'indietro per Alice Virdis. Si sposta nella sua zona di campo. Dessì perde il controllo, va a riprendersi la sfera attaccando Fasani. Virdis in avanti, il controllo di Cicero che prova a saltare Persiano, rimette in mezzo Dessì, pericoloso questo passaggio al centro dell'area di rigore, ne stava per approfittare il Cagliari con Dessì. Persiano nella terra di nessuno, allarga le braccia a Svevo Orru, dice ci penso io, fermi tutti. Va Carboni Tonga a recuperare il pallone, rimessa ancora per il Cagliari che conduce 4-1. Dessì per Orru, con calma ora il Cagliari che non ha assolutamente bisogno di alzare il ritmo. Dessì al centro, tocca Ficeto, all'indietro Zandonà appena rientrata. Voleva il taglio di Ficeto che arriva con un attimo di ritardo, ancora Zandonà dopo il rimpallo su Porceddu. In avanti e buono servizio per Persiano, arriva anche la chiusura però da parte di Virdis. Carboni Tonga, Porceddu può ripartire. Scuola Cagliari Calcio per la numero 7, Dessì con il destro con la punta. C'è anche il disturbo da parte di Ficeto, meno di un minuto all'intervallo. In attacco ancora il Cagliari. Dessì. Arriva Virdis, spazio per calciare con il destro, con la schiena De Luca. Poi al cambio al suo posto Asia Boschetto. Sembrava angolo, in realtà rimessa di Zardini, non c'era quindi il tocco con la schiena da parte di De Luca. Persiano in avanti, Ficeto che lotta con Orru, mette giù la numero 11, Orru l'attacca in maniera irregolare. È il secondo fallo di questo primo tempo, entrambi sono stati commessi dal Cagliari. Ficeto si tocca un po' il fianco ma nessun problema per lei, che rimane sul punto di battuta con Zandonà. Sui pali Persiano e Boschetto, in barriera soltanto Porceddu. Solita corsa di Ficeto che si aggiunge alla barriera, poi la conclusione di Zandonà. C'è forse un tocco da parte di Carboni Tonga, sì, si rimane sulla zona del corner con Chiara Persiano. Boschetto deve saltare Orru, il velo di Persiano, pallone in mezzo, ha capito tutto Virdis, riparte Orru che si lancia, pallone però troppo lungo, lascia scorrere Zardini. Rimessa in gioco per le rossonere. In avanti Zandonà.
Ficeto attaccata da Virdis che le strappa letteralmente il pallone dai piedi. Ancora Virdis, occhiata al cronometro, rimane lì, non l'attacca Ficeto. Scorrono gli ultimi 20 secondi di questo primo tempo. Palleggio tra Dessì e Virdis. Ancora Virdis, sale un po' ora Zandonà. 4 secondi, Dessì, il taglio di Virdis, intercetta Ficeto e si avventa di nuovo sul pallone, ma non c'è più tempo. Ci vedremo soltanto per la ripresa. 4-1 il parziale, le reti sono state di Tronci, poi Virdis, doppietta di Orru, dall'altra parte Fasani per il momentaneo 1-1. A tra pochissimo per la ripresa.
4-1 il parziale con bis di Orru, Virdis e Tronci. Riparte Audace Verona contro Cagliari, sfida che dà accesso alla finale tricolore contro la Lazio, che è presente sugli spalti, aspetta la rivale. Riparte il Cagliari con Dessì, all'indietro Virdis, Carboni Tonga, Tronci mette giù, arriva Zandonà, poi da lontanissimo ci ha provato Ficeto, rimane a terra Zandonà e si tocca il ginocchio. No, si sta girando, siamo rimasti per un attimo con il fiato sospeso davvero, dato che è rientrata da poco da un bruttissimo infortunio. Dessì, Virdis servita da Orru, va nello spazio Orru, va a chiudere Boschetto. Dessì in avanti, Orru riceve tallonata sempre da Boschetto, riesce a girarsi sull'auto di destra, il pallone però è uscito fuori. Persiano, Zardini avanza, attacca un po' Virdis, poi Persiano, alle sue spalle Boschetto, gira ancora per Persiano in verticale a cercare Ficeto a metà strada, però con Zandonà nessuna delle due riesce ad intervenire. Virdis, Carboni Tonga, può avanzare, scarica per Dessì, sulla parallela per Tronci, si era mossa con i tempi giusti, però Chiara Persiano, si scalda Giulia De Luca, Dessì, seduto in panchina Giorgi, la conclusione di Virdis che arriva sul primo palo ed è attenta Zardini, prima volta probabilmente che vedo Moreno Giorgi seduto, continua a dare indicazioni invece Pomposelli per le sue 3 reti da recuperare. Dessì, scambio sul primo palo con Orru, ci mette il piede però Boschetto, ancora Dessì, all'indietro Virdis, Dessì cerca di nuovo sul primo palo Orru, da quelle parti però non si passa, c'è ancora Boschetto, cambia schema Giorgi, Virdis, questa volta tocca Ficeto che deve stare a distanza, la rimessa è ancora del Cagliari. Dessì, Carboni Tonga, supera la metà campo, punta Ficeto, scarica poi per Virdis, torna in porta Carboni Tonga, Virdis, secondo palo, in diagonale appostata Zandonà che si prende un rischio, Tronci, palo fuori, pallone pericolosissimo quello perso da Zandonà, è andata a calciare con il destro Tronci, legno scheggiato, poi la sfera che è finita fuori, De Luca in anticipo Orru, ancora Tronci che vince il contrasto con Persiano, va a calciare e trova De Luca. Classe 2009, Federica Tronci. Virdis, per Dessì, subito attaccata da De Luca, sposta il pallone sul mancino, tocca ancora una volta Zardini. Orru, corner, pallone alzato per Virdis al volo, allontana Zandonà, all'indietro pulisce il pallone Dessì, Carboni Tonga, solita avanzata, sovrapposizione di Dessì per Orru, il pallone calciato da Carboni Tonga, chiede scusa a Orru ma il pallone non era raggiungibile, mossa di Pomposelli che inserisce Ficeto come portiere di movimento. Dopo 2 minuti nel primo tempo prova a cambiare le carte in tavola Arianna Pomposelli. Boschetto che salta Virdis e poi sbaglia la cosa più facile, ovvero il passaggio a Ficeto che rimane tra i pali, pronta al cambio Zardini, cambio che viene effettuato in questo momento. Dessì, Orru ha guardato subito verso la porta, visto però che è coperta. Dessì,
Sale Boschetto, chiama la pressione Pomposelli, Virdis contro Zandonà con l'esterno, Persiano in anticipo su tutti, perde poi il contatto con la sfera, va Orru, chiude bene Zardini, Persiano di nuovo, stavolta il pallone arriva a De Luca che prova il gioco di gambe su Dessì, passa ma non su Orru, Dessì in ripartenza sulla destra per Tronci che si gira bene, rimette in mezzo, Dessì sposta sul mancino, la conclusione all'angolo, ancora in gol il Cagliari, 5-1. La firma di Chiara Dessì, assist in mezzo di Tronci, aumenta il divario il Cagliari mentre la Dacia Verona provava il portiere di movimento. Quindi rete di Dessì al terzo minuto del secondo tempo. Boschetto attaccata da Virdis, la porta è vuota, calcia Dessì 2 volte, la seconda volta è buona, ancora gol per Dessì, 6-1 per il Cagliari, doppietta immediata della numero 9 rossoblu che esulta, un gol importantissimo e c'è subito il time out di Pomposelli. Ah, scusa, qua. Audace Verona con il power play, ma ha incrementato il vantaggio il Cagliari con la doppietta in 14 secondi di Dessì, appena 14 secondi. Il bello e il brutto di questo sport dipende da che punto lo si guardi. Boschetto attaccata da Virdis, sicuramente non l'ha vista benissimo l'Audace Verona, esulta invece per questi 2 gol ravvicinati. Il Cagliari che adesso si porta sul 6-1, vede sempre più vicina alla finale con la Lazio. Orru attaccata, Zandonà, l'ultimo tocco è di Orru, rimessa per la formazione veneta. Salvezza conquistata con la prima squadra, dall'altra parte invece il Cagliari che ha partecipato ai playoff e anche alla Coppa Italia. Boschetto, Ficeto, Zandonà, era libera Persiano, ha perso il tempo Ficeto, intercetta Dessì da lontanissimo, ancora a segno, tripletta Dessì, 7-1 per il Cagliari. Sta facendo tutto lei, Chiara Dessì, 3 volte il suo nome in questo secondo tempo iniziato da 4 minuti appena. Insiste con il 5 contro 4 la Dacia Verona. Ficeto con la maglia rossonera da De Luca, ancora Ficeto per Boschetto, Ficeto alle sue spalle, Boschetto lascia il pallone, Ficeto controlla la posizione, Orru, De Luca, Orru intercetta da lontano, ci riprova, la mira è giusta, 8-1 ancora Orru sul tabellino, tripletta per lei così come per Dessì. Dopo 5 minuti il parziale dice 8-1 per il Cagliari. Rinuncia al portiere di movimento Arianna Pomposelli. È rientrata Zardini. Boschetto prova a tenere in campo il pallone, Virdis per la rimessa. Dessì
che ha fatto benissimo mentre la Roce Verona cercava la rimonta. Speranze spente sul nascere dal rossoblu. Intanto Zandona con il mancino all'angolo, 8-2. Zandona che prova a tenere in partita le sue. Il numero 4 non esulta neanche, sa che ci sono ancora 6 reti per riavvicinare la finale. Dessì, Virdis, con pazienza, dice Moreno Giorgi. Virdis sulla destra, rimette a memoria verso la corsia opposta, non c'è nessuno, però da quelle parti era andata in avanti Porceddu. «15 minuti ancora da giocare, 2-8 il parziale». Sbagliato il passaggio di ritorno per Eleonora Zandona, che continua a guardare il cronometro. Carboni Tonga a recuperare il pallone, massima calma per il Cagliari che è più 6. Lazio che attende. Virdis contro De Luca. Virdis da Dessì, non vuole spendere adesso troppe energie il Cagliari. Di prima Porceddu, da Virdis, rientra sull'attacco di De Luca, inverte la posizione Porceddu, Virdis, gioco di gambe, nella molla De Luca, spazio buono per Porceddu, sul mancino le ha chiuso la strada a Zardini 2 volte. Pallone scaricato per Zandona, tutto con il mancino, varco per Ficeto, con la testa, prolunga bene per De Luca, ancora un passaggio di ritorno con l'esterno. Si ostacolano Dessì e Carboni Tonga, ma nessun problema per la retroguardia isolana. È rientrata Fasani al posto di Zandona. Virdis, saltata Fasani, ancora Virdis in mezzo, secondo palo, la conclusione di Erriu. Fuori di un soffio, vicino al 9° gol, ne ha segnati già 9 ieri contro il Sampierre il Cagliari. Sulla fascia si aprono praterie per Virdis, ogni volta che il pallone è tra i piedi riesce a saltarne una o due. Fasani, chiusa ancora da Virdis, preziosa tanto in fase di attacco quanto in fase di difesa, come supporto per lo più a Orru. Erriu riconquista il pallone, arriva De Luca, recupero regolare. Ficeto, sovrapposizione di Persiano, a destra si è mossa Fasani, taglia verso il centro, poi Persiano, di nuovo Ficeto, saltata da Virdis su 2 contro 1, a destra c'è Dessì, servita con il piatto, guarda in mezzo Dessì, si è mossa Virdis in scivolata, ha provato a chiudere l'1-2, non c'è riuscita. 13:30 ancora da giocare. Zardini rimette in gioco per Ficeto che scarica e taglia, servita ancora da Persiano, rimette in mezzo con il mancino, poi va ad ostacolare Dessì. Fasani con il tacco, è appena entrata anche Camilla Zini, classe 2010, ex Futsal Cornedo, in posizione offensiva, la numero 9. Carboni Tonga per Porceddu, rientra sull'attacco di Zini. Dessì contro Fasani, ancora Dessì, tutto con il mancino per Virdis contro Ficeto. Pisata, Dessì, mancino, risposta di Zardini, da quelle parti anche Rio, allontana allora Persiano. Meno di 13 minuti, inizia il riscaldamento. Chloe Canu, che è entrata anche nel secondo tempo con il Sampierre. Dessì, tanto movimento sulla panchina del Cagliari, pronta a rientrare invece Zandona per le rossonere, mentre continuano le finte di Virdis che salta Ficeto ma non Zini, recupera ancora Virdis, salta Zardini, conclude con il mancino. Sta facendo vedere di tutto Alice Virdis, e il bello è che la vedremo ancora all'opera nella Futsal Future Cup, convocata insieme ad Orru. Entrambe sono state le MVP della passata edizione e di quella di 2 anni fa. Zini contro Dessì che ruba il pallone, Porceddu
ha provato a servire per Dessì, l'applauso della numero 9. Zandonà, va in avanti Ficeto, Persiano di prima a cercare Ficeto che lotta con Virdis, c'è un fallo commesso da Ficeto, va al cambio Virdis, esce anche Dessì, fuori anche Rio, rientrano Cicero, Tronci e Orru. Va in avanti Cicero che ha esordito a Bitonto, ha segnato con la Lazio. Orru per Cicero che si gira, su Persiano c'è però Zardini. Boschetto alza la testa, all'indietro per Persiano, dalla parte opposta Zandonà aggancia a mezza altezza, poi il lancio per Boschetto, pallone che arriva dalle parti di Persiano, chiusura Boschetto contro Orru che tocca per ultima, rimessa ancora per l'Audace Verona. Siamo per entrare nel 9° minuto del secondo tempo. Boschetto dopo la pisata di Persiano, rimessa di fronte alla panchina del Cagliari. Boschetto prova a far passare il pallone, poi Zandonà sposta il pallone sul destro, interviene Orru, ancora Zandonà all'indietro, allarga il gioco dalla parte opposta dove c'è Persiano, in mezzo Ficeto, buon giro palla del Audace Verona che si infrange poi contro le gambe di Cicero in pressione. Zandonà, Persiano riceve e scarica da Boschetto, si fa vedere Zandonà, scappa sulla sinistra Boschetto, Ficeto l'ha vista, sovrapposizione di Zandonà che non si aspettava però il pallone alle sue spalle. Possesso guadagnato di nuovo dal Cagliari che sta gestendo così come ha fatto nella partita di ieri contro il Saint-Pierre. Carboni Tonga, bene per Orru, 3 contro 2, allarga con l'esterno Orru. Servizio sbagliato per Porceddu, si ferma il contropiede del Cagliari. Persiano, Zandonà, in avanti Ficeto. Suolate, si è mossa bene Persiano con l'esterno per Boschetto, in avanti Persiano, servita la conclusione, Carboni Tonga in 2 tempi. Bella però l'azione dell'Audace Verona a dare profondità. Persiano in chiusura su Cicero, altra numero 3. E adesso Giorgi però vuole un po' più di ritmo. La squadra si è un po' adagiata sul parziale di 8-2. Carboni Tonga. In avanti, intercetta Ficeto, ancora Carboni Tonga con il mancino, con calma da Tronci, chiude Zandonà. E si arrabbia, voleva un rimpallo a favore. Era in posizione avanzata Carboni Tonga, Tronci. Dall'estremo difensore rossoblu che va a calciare, Persiano in area di rigore, si gira Cicero, 2 volte rimette verso il centro, trova però soltanto Ficeto che alimenta l'azione di Zandonà, lancio, chiusura di Orru, prova ad evitarla Zandonà, duello tutto fisico e alla fine il pallone che termina oltre la linea di fondo. Siamo entrati praticamente nell'ultimo quarto di gioco della semifinale. Porceddu contrastata da Boschetto, eccolo il cambio tra Carboni Tonga e Cloecanu. Grande appassionata di scacchi, sbaglia il primo tocco Cloecanu regalando la rimessa laterale all'Audace Verona e non era Zandonà. Persiano per Boschetto che va a puntare Porceddu. Viene a fare il blocco Zandonà, riceve Ficeto, attaccata da Orru. Boschetto gira ancora da Zandonà contro Tronci che riesce a fermarla, tanti centimetri di differenza ma ha messo il fisico e l'intelligenza Tronci in questa chiusura. Poi Cicero che va senza complimenti su Persiano. Ficeto si è allargata a sinistra, Zandonà che chiama lo schema, lì vicino soltanto Persiano con il filtrante, Orru che esce con il pallone, recupera Persiano, il tap-in di Federica Ficeto. 8-3, -5 per l'Audace Verona.
è ancora lunga ma accorcia la formazione veneta. 10:30 sul cronometro e c'è anche il gol di Ficeto insieme a Zandonà e Fasani. 3-8. Ficeto, forse un tocco con la mano da parte di Cicero, sì, è così, gioco fermato. Zandonà contro Tronci, saltata Zandonà, il mancino deve volare verso l'angolino basso Canu per evitare un bellissimo gol da parte di Zandonà, che chiama ancora il pallone, servito, allontana con la testa però Cicero, il controllo con il ginocchio da parte di Orru, in profondità per Cicero, il pallone che torna ad Orru a saltare Zandonà sulla corsa, riesce a fermarla però la numero 4. Ingresso in campo per Veronica Persiano, sorella più piccola di Chiara Persiano, 2009. Zardini, Veronica Persiano, Zandonà per Chiara Persiano, che manca però il tocco vincente sotto porta. Bello il servizio in diagonale di Zandonà, che ora alza gli occhi al cielo. 8:46 da giocare, 5 reti da recuperare. Canu in avanti, controllo di Erriu, arriva su di lei Zandonà, ancora Erriu in azione, prova a saltare Chiara Persiano, chiusa, pallone però in fallo laterale, si ferma Birdis vicino al cerchio di centrocampo, alla linea di metacampo. Lì vicino Dessì, autrice di una tripletta, si è staccata dai pali Canu, servita ora da Dessì. Controllo di Canu sul secondo palo per Dessì ed era una buonissima idea. Gli applausi di Moreno Giorgi, che si è riaccomodato tranquillamente. Tronci in chiusura su Veronica Persiano, mentre Dessì segue Ficeto. Zardini, corsa all'indietro per Virdis, Ficeto si fa vedere tra le linee, Zandonà a cercare la solita collaborazione con Chiara Persiano, non fa in tempo a servirla, è arrivata Virdis, si è staccata Erriu, pallone a sinistra da Tronci che ha un po' di metri per salire. Dessì, secondo palo libero per Erriu, che è arrivata con un attimo di ritardo. 12° minuto che sta scorrendo via. Persiano, lungo per Ficeto, controllo difficile con il mancino. Ficeto che è stata protagonista con una tripletta nel titolo della Supercoppa, ha vinto proprio quella Doce Verona. Le altre 2 reti nel 5-0 al Bitonto sono state di Zandonà, MVP. Intanto buon lavoro di Erriu, Tronci contro Persiano, che riesce in qualche modo a servire per Zandonà, si è mossa in avanti Ficeto, la finta di Zandonà con calma da Persiano, deve scoprire il passaggio Veronica Persiano, mentre Virdis va ad attaccare Zandonà, rimessa laterale ancora per la Doce Verona, stanchissima Zandonà. Pronta a rientrare Giulia De Luca, che si è alzata dalla panchina, tutto fermo invece su quella rosso-blu. Persiano per Ficeto, che si muove sulla sinistra dove viene controllata da Dessì. Ficeto al cambio con Giulia De Luca, come annunciato poco fa. Tronci, Dessì in avanti, Erriu riesce a fermare tutto Zandonà, si è mossa a destra De Luca, Zandonà, e poi la chiusura in tuffo da parte di Canu. Era arrivata sul secondo palo anche Giulia De Luca, che ora prende posto centralmente per il corner. C'è Leonora Zandonà, inverte la posizione con De Luca, Persiano riceve la più arretrata, scarica ancora per Zandonà contro Tronci, sul mancino che arriva violento ma impreciso. 7 minuti al termine del match. Canu in avanti con il lancio, Erriu mette giù, controllata da Persiano, riesce a scaricare comunque per Tronci, passaggio da Dessì a Virdis, ancora Virdis che pesca Dessì, mancino, secondo palo, Erriu che ci riprova con il piattone, seconda chance sprecata dalla numero 5 dalla stessa posizione, con lo stesso assist, quello di Chiara Dessì.
Zardini. Movimento in avanti di Sara Monti, appena entrata, non riesce però a controllare l'ex Chievo Women. Kanu. È rientrata Cicero, Virdis a servirla, Cicero attaccata da Monti. Rimessa in gioco per l'Audace Verona, che ieri aveva vendicato la sconfitta subita in Coppa con il Bitonto, che era poi arrivato a giocare per la finale con la Lazio. Virdis, conclusione della distanza, ha preso la mira, questa volta non bene però, alto sulla traversa. Nessun problema per Lucia Zardini, vice della prima squadra insieme a Marta Verdù, che ha dato l'addio al futsal pochi giorni fa. Virdis, parlando di capitani, è lei ad avere la fascia al braccio nella prima squadra. Vice Ru, posizioni invertite invece dell'Under 19. L'imbucata di Virdis per il Riu, che si era mossa di nuovo bene sul secondo palo, non riesce però questa volta ad arrivare all'impatto. Zardini, Zandonà, subito attaccata da Virdis, pallone buono per De Luca che prova a girarsi. Monti, stop, rimette in mezzo e non era un'idea malvagia, non ci aveva creduto però Giulia De Luca. Meno di 6 minuti separano il Cagliari dalla finale. Kanu, Monti recupera con il destro, va a calciare fuori. Giorgi richiama Riu e Virdis dentro Porceddu e Svevorru. Kanu in avanti per il movimento di Cicero, De Luca all'indietro da Zardini con il piatto a impostare da Persiano. Zandonà aggancia in qualche modo, poi Orru che lotta con Zandonà e alla meglio Dessi guarda subito sul secondo palo dove va a calciare a tutti gli effetti, non è arrivata però con i tempi giusti Cicero. Va bene, dice Moreno Giorgi, torna in posizione Orru, dalle sue parti c'è De Luca, servizio per lei, anticipo di Orru, mancino tentato, Persiano prima di Zardini, poi Zandonà in velocità, salto Orru, prova a saltare anche Dessi, sulla destra deve entrare sul piede preferito, la ferma però Dessi, all'indietro Persiano, arriva conclusione di prima intenzione, pallone alto sulla traversa, stanno per rientrare Ficeto e Boschetto. Sempre 8-3, 5 minuti al termine. Cicero prova a girarsi, trova però Zardini che ha chiuso tutto con le mani ed è ripartita da Zandonà. Si gira la numero 4, taglia sulla stessa corsia De Luca, chiede movimento al centro, arriva quello di Monti che non riesce però a controllare il pallone. Kanu rimette in gioco Cicero, ancora contro Persiano, Cicero arriva, rimette in mezzo con il destro, non c'era però Dessi. Zandonà, Zardini allunga la squadra Ficeto, sale Zardini, sale anche Zandonà sulla destra. Zardini per Ficeto di prima da Zandonà che allunga la gamba ma non riesce ad arrivarci. Al cambio Dessi rientra Riu che ha avuto almeno un paio di occasioni per scrivere il proprio nome sul tabellino, scambia con Orru. Kanu, pressione di Ficeto, Kanu porta il pallone, Zandonà, poi Cicero che gira bene da Porceddu con il mancino, il pallone che entra in rete ed è il nono gol del Cagliari, 9-3. Ieri la vittoria per 9-4 con il Saint-Pierre, sta mantenendo lo standard della squadra di Moreno Giorgi con la rete di Porceddu che è arrivata al 16° minuto. Intanto Ru contro Zandonà. Finale a un passo per il Cagliari e sarebbe un déjà vu della finale di Coppa Italia dello scorso anno, vinta dalla Lazio a Mola di Bari, ma anche della finale di Supercoppa
vinta dopo i tempi supplementari, rimonta innescata da Pantano e poi chiusa da Moro. Boschetto, anticipata da Porcedo e Riu di prima ma impreciso per Cicero. Persiano, Zandonà contro il Riu, si guarda attorno Zandonà, il movimento di Persiano, vista e servita, il lancio è buono, è tornata però Cicero, poi Orru, Riu contro Ficeto, pallone che torna dalle parti di Persiano che lascia scorrere la sfera. 3:25 ancora da giocare, rimessa per la Dacia Verona, 6 reti però da recuperare, molto più tranquillo il Cagliari che è ripartito alla grande nella ripresa con la tripletta di Dessì, mentre la Dacia provava a portiere di movimento. Zandonà in mezzo, Ficeto gira, tocca il Riu con una mano secondo il team della Dacia Verona. Si lamentano ancora Ficeto e Zandonà. Gli arbitri non hanno avuto dubbi nella scelta, quindi braccio probabilmente attaccato al corpo. Si continua a giocare, doppio passo di Zandonà, mancino per Boschetto che accarezza il pallone con la suola, poi lo porta all'indietro per Persiano. Orru in anticipo, si mette in proprio, chiusa però ancora da Persiano, in mezzo c'è Ficeto, Persiano salta e Riu, arriva, sveva Orru ancora una volta. Pronta a rientrare Tronci. Dall'altra parte altri minuti per Veronica Persiano. Orru al centro per Cicero, stoppa, si gira, prova a far passare il pallone. Orru recupera, arriva Zandonà alle sue spalle con caparbietà. Zandonà, il taglio cercato, la chiusura di Riu che era tornata in diagonale, poi Canu che non riesce però ad evitare il calcio d'angolo. (2:32). Con calma Zandonà, un po' sconsolata, un po' abbattuta. Taglio in mezzo di Veronica Persiano, aveva visto proprio lei, che non è riuscita però a toccare la sfera da pochi passi. Rimessa in gioco per il Cagliari, Porceddu scambia con il Riu, di nuovo Porceddu in avanti, Cicero, la rincorsa del pallone, esce Zardini, il rimpallo su Persiano, rimane lì il pallone, Cicero in gol, la doppietta ieri, il gol oggi e sono 3 in 2 gare e soprattutto è il 10-3 del Cagliari, doppia cifra. Finale davvero, davvero vicina, la tocca quasi con mano il Cagliari. Super prestazione contro il Sampdoria, replicata oggi contro la Dacia Verona che ieri ha battuto il Bitonto 6-3. Zandonà in mezzo, ancora Cicero che arriva contro Persiano, Cicero, arriva anche Tronci, fermata da Persiano che riparte da Zandonà. Zandonà verso il centro, il mancino contrastato però da Porceddu. Meno di 2 minuti, 7 reti di vantaggio per le rossoblù di Corrado Melis che non ha mai abbattuto agli scacchi Chloe Canu, le ha perse tutte. Zandonà in mezzo per Ficeto che prova con il tocco, entra il pallone in rete ed è il 10-4 per la Dacia Verona. Torna però verso il centro senza esultare Ficeto che rende sì meno amaro il passivo, ma ci sono ancora 6 reti da recuperare. Doppietta per Ficeto, poi Zandonà e Fasani. Tronci Zandonà attende il pallone rilanciato da Zardini, rimessa laterale effettuata in questo momento. Persiano, ancora Zandonà, solito taglio di Persiano. Zandonà contro Tronci,
con un fallo, la numero 2, una trattenuta. Secondo fallo commesso in questo secondo tempo dal Cagliari, uno soltanto da Dace Verona, 1:38 da giocare. Zandona all'indietro con l'esterno, Persiano chiede la collaborazione di Ficeto e Rio attenta nella chiusura. Tronci 2009, Cicero 2012, poi Rio 2008 e Porceddu in questa fase finale della gara che dà accesso all'ultimo atto della finaletta Under 19 femminile. Lazio che difenderà il titolo conquistato lo scorso 8 giugno. Zandona con il mancino in diagonale a fil di palo. Formazione allenata da Chilelli, che ha dato l'addio alla prima squadra dopo 12 anni. Non sappiamo se la scelta riguarda anche l'Under 19. Comunque domani c'è una partita importantissima da giocare per lui e per tutte le sue ragazze, Conticelli, Pantano e via le fedelissime biancocelesti, che hanno portato tante volte il club al massimo livello e sono state preziose anche in Serie A. Zandona all'indietro per Zardini, che rimane nella metacampo avversaria, carica al destro, tocca a Canu, ultimo minuto di gioco, ci ha provato Zardini. Si guarda attorno Veronica Persiano, pronta alla battuta del calcio d'angolo, taglio in mezzo di Ficeto, l'anticipo di Cicero, che tra pochi giorni affronterà un altro esame, quello della terza media tesina su Chernobyl e la guerra fredda. Zandona al centro per Ficeto, Cicero che recupera il pallone prima che esca e Riu in avanti, pallone tra le braccia di Zardini. In avanti Zandona, ultimi 30 secondi. Persiano vuole il pallone indietro, Zandona poi va a fare blocco su Cicero. Nostra, dice Canu dalla porta. 19 gol realizzati in 2 giornate per il Cagliari. Più combattute le partite della Lazio, 4-2 con l'Ocasa Falconara nel primo quarto disputato proprio qui al Pala Rinaldi di Anzio, e poi 5-9 con l'Aosta, che era passato addirittura sul doppio vantaggio con Cheli. Intanto Zandona che prova a rimettere in mezzo con la punta del mancino, fermata, ultimi 8 secondi, probabilmente l'ultima azione del match. Zandona prova a sfruttarla, passaggio in mezzo, chiude Tronci, riparte Cicero, sta salendo velocemente anche Porceddu, il taglio di Cicero, Porceddu si mette in proprio mancino che arriva sulla sirena. 10-4, il Cagliari conquista la finale per lo scudetto e se la vedrà contro le campionesse in carica della Lazio. Applausi alla formazione di Moreno Giorgi per questo bellissimo traguardo. Salutiamo con affetto anche la Dace Verona che frena qui la sua corsa. Vi diamo appuntamento più tardi sempre sul canale YouTube della divisione calcio a 5, perché inizia anche la Final Four della Serie B femminile. Rimanete collegati, si decide per l'ultima promossa in Serie A. Grazie a tutti per essere stati con noi, a più tardi, ciao!